È tutto pronto per cominciare con il primo pallone che sarà a disposizione degli ospiti. Rossi e Santos sono sul pallone. Si attende soltanto il fischio dell'arbitro. È cominciata Capitolina Marconi Orte. L'Orte attacca da destra a sinistra in completo totalmente bianco. Trova subito il primo tiro. Miguel Weber, palla alta. Risponde invece la Capitolina Marconi, padrone di casa. Da sinistra a destra, subito la prima iniziativa di Costi, fermato in maniera regolare. Costi si incarica lui stesso della battuta di questo fallo laterale. Palla per Pio, ancora Costi, prova il numero, non riesce a mantenere il pallone in campo, buono per Rossi, la rimessa laterale affidata al numero 13 della squadra di Vittorio. Raffaele Sanna, capitano e capocannoniere del campionato, 11 gol per lui nelle prime 5 partite, bottino preziosissimo, tanto si gira Santos, palla che colpisce l'incrocio dei pali, poi il destro di Alves, palla sul fondo, subito primo squillo degli ospiti, rischia la Capitolina, palo clamoroso, anzi incrocio dei pali clamoroso, colpito da Santos. Ugherani prova a scuotersi la Capitolina, ma attenzione ancora il sinistro di Luca Rossi. Primo squillo pesantissimo dopo nemmeno un minuto di gioco dell'Orte. Rimessa battuta ancora Sanna. Sulla traiettoria c'è Costi. Primo calcio d'angolo del match. Pressione subito fortissima, anzi sarà semplice rimessa laterale. Pressione fortissima, come detto, degli ospiti che vogliono continuare a vincere per centrare l'obiettivo playoff. Intanto Weber, palla allargata per Sanna che cerca la conclusione dopo il buono stop, alta sulla porta, difesa da Valentini. La verticalizzazione di Pio. Weber non ha problemi, può rilanciare immediatamente, cerca addirittura il pallonetto. Valentini non si fa però sorprendere, era oggettivamente difficile centrare la porta da quella posizione, ci ha provato comunque Weber. Occhio alla Capitolina con Costi che cerca Pio, rimessa laterale per i padroni di casa che provano a scuotersi dopo un avvio difficile con l'incrocio dei pali colpito da Santos dopo nemmeno un minuto di gioco. Palla adesso per Costi, Weber in due tempi, pericolosa la Capitolina, ha rischiato qui l'estremo difensore ospite sul destro di Costi. Alves, Sanna, si gira bene Santos, 1 contro 1, Santos prova il tiro, palla che se ne va però sul fondo. Ritmi vibranti in questo avvio con la Capitolina che subisce, prova a ripartire in contropiede. Cerchiari, Costi prova la verticalizzazione, ancora Cerchiari, aveva visto Pio, si stava inserendo bene il numero 2, non è riuscito però a servirlo il capitano della squadra di Beccaccioli, oggi assente in panchina. Al suo posto Petrucci e Budoni. Sanna nelle cerchie centrali del campo, serve bene Alves, il rasoterra per Luca Rossi. Santos, Sanna prova ad accentrarsi il numero 29, poi Alves l'anticipo di Pio su Rossi, ottima la copertura difensiva del numero 2. Rimessa Orte, Sanna ha un po' di spazio, serve ancora Rossi, 1 contro 1, Rossi prova a mettere in mezzo questo pallone, sarà primo calcio d'angolo in favore della squadra in maglia bianca, subito propositiva in questi primi minuti. Calcio d'angolo affidato però a Sanna, c'è un po' di spazio per Alves, la puntata, palla che lambisce il montante alla sinistra di Valentini, se ne va sul fondo. Aveva però controllato la traiettoria del pallone, l'estremo difensore in completo rosso
Costi. Il lancio in avanti e la ricerca di Ugherani, di difficile interpretazione però. Sarà ancora rimessa per l'Orte. Alves, anzi Sanna. Adesso Alves lascia con la suola il compito a Santos di impostare l'azione. Ancora Rossi in profondità, in area di rigore. La copertura di Pio che riparte in contropiede per la Capitolina Marconi. Il passaggio per Cerchiari non è preciso, la sfera se ne va in fallo laterale. Ancora Alves sul pallone. Avvio sprint del BEA Sport Orte. Sanna 1 contro 1. Alves, il recupero di Costi, 1 contro 1. Costi guadagna un'ottima rimessa laterale, poi si chiarisce con Alves dopo il contrasto. Ugherani all'indietro per Costi, il playmaker della Capitolina Marconi. Ancora un errore in fase di impostazione da parte di Ugherani che non trova Pio dalla parte opposta. Ancora una volta l'Orte può giocare questo pallone. Fa vedere in profondità Santos. Poi contropiede Capitolina con Costi. Suggerimento ottimo per Ugherani che si allunga la sfera di quel tanto che basta per consentire a Weber l'uscita comoda con le mani. Sanna. Ancora Alves. Cerca Santos. Il buon fraseggio dell'Orte. Attenzione a Rossi che prova il destro. Era ampiamente coperto il numero 13 del team in maglia bianca quest'oggi. Può ripartire con calma la Capitolina Marconi. Ugherani, la pressione di Alves, anzi di Sanna. Sarà ancora rimessa in gioco per la squadra di Beccaccioli. Rimessa battuta, si è abbassato bene Costa, un po' di spazio il numero 10, il filtrante per Becchi, il neo entrato, non riesce però a stoppare la sfera, ancora rimessa in gioco. Batte per Alves, Sanna, dunque Alves, poi adesso Sanna, 1 contro 1 con Ugherani, ancora Sanna, e dall'altra parte l'inserimento di Alves, buona la copertura, questa volta di Becchi. Sono passati 4 minuti in questo primo tempo, 0-0 tra Capitolina Marconi e Orte, con gli ospiti però più volte vicini al gol. È entrato anche Varela intanto, Weber deve liberarsi in fretta di questo pallone. Palla ampiamente alta sopra la porta, difesa da Valentini che chiama lo schema subito per i propri compagni. È entrato anche Di Pascasio intanto, anzi Alfonso. Eccolo Alfonso, prova a girarsi. Costi chiede più movimento da parte dei suoi compagni, era in oggettiva difficoltà il numero 10. Costi, Becchi, ancora Costi. L'errore di Alfonso, rientrato dopo il turno di squalifica scontato nella gara precedente giocata dalla Capitolina Marconi, persa 5-4 sul campo dell'Olympus Roma. Varela, 1 contro 1, prova Varela, viene contratto dai due compagni, palla ancora buona in mezzo per Santos, contropiede Capitolina, Costi allarga per Ugherani, il pallonetto, anzi era Alfonso, palla ampiamente a lato, buona però l'azione della Capitolina Marconi che non vuole essere la vittima sacrificale, ha bisogno evidentemente di punti in zona salvezza, penultimo posto per la squadra di Roma, viaggia invece a 10 lunghezze la squadra toscana, anzi laziale, al confine ovviamente con la Toscana. Intervento buono di Becchi, fallo laterale, chiede il pallone Becchi, lo tira addosso Chilelli. Si chiariscono però i due. Becchi, battuto per Ugherani, questo fallo laterale, buona la possibilità per Costi, che non riesce a controllare questo pallone difficilissimo.
Ottima però l'iniziativa della Capitolina, che prova ad uscire dalle guscio di questi primi minuti con la pressione fortissima dell'Orte. Alves per Varela, poi Sanna, 1 contro 1 di Chilelli, prova a mettere il fisico il numero 19 della squadra ospite, poi Alves, 1 contro 1, Alves col sinistro in mezzo, la scivolata risolutoria di Pio che spedisce la sfera in calcio d'angolo. Pallonetto in mezzo, Sanna liscia il pallone, possibilità per Becchi, 1 contro 1 di Pio davanti alla porta, Pio, palla alta di poco, la Capitolina però c'è. A caccia ancora del primo gol Pio in questo campionato, il vice capitano della Capitolina Marconi. Sanna, verticale per Chilelli, non può girarsi Chilelli, preferisce riscaricare all'indietro, poi Alves, 1 contro 1 di Sanna, vediamo se proverà la conclusione, contratta, buona la difensiva della Capitolina, contropiede con Pio, la scivolata in mezzo, Becchi, si divora l'1-0. C'è e come la Capitolina Marconi al Palatulib ha rischiato questa volta di andare in vantaggio con Becchi che solissima davanti a Weber ha sparato al lato, un'ottima chance per la Capitolina Marconi. Intanto ancora Varela prova a mettere in mezzo la copertura di Alfonso che subisce anche il fallo di Chilelli, calcio di punizione e ammonizione per il numero 19 dell'Orte. Fallo su Alfonso in netto ritardo da parte di Chilelli, calcio di punizione, va a scusarsi comunque con l'avversario molto sportivamente Chilelli, netta l'irregolarità del numero 19. Può battere Ugherani, corto per Alfonso, poi Becchi, il pallonetto di Ugherani alla ricerca di Pio, più veloce Pio, prova a disturbare Alves e lo costringe a regalare un calcio d'angolo, il primo per la Capitolina Marconi, quando siamo giunti al 7° minuto del primo tempo, sempre 0-0 al Palatulib. Si dispongono i giocatori con Alfonso pronto a ricevere dietro, preferisce andare dentro Ugherani, la copertura di Chilelli sul primo palo. Sarà ancora corner, il secondo consecutivo per la Capitolina Marconi con Ugherani. Sempre lui sul punto di battuta, circa sul secondo palo Becchi. Sbaglia Becchi, innesca il contropiede dell'Orte con Alves, anzi Sanna. Ancora fuori però. Becchi, Ugherani. Pio prova lo scambio con Becchi che preferisce andare invece dall'altra parte dove c'è Alfonso, contratto da Sanna, sarà rimessa per la Capitolina, chiama lo schema Alfonso, c'è anche Varela nei pressi, Becchi la rimessa ancora però per la Capitolina Marconi che sembra essere entrata definitivamente nel match dopo l'avvio difficile, fa scorrere troppi secondi Alfonso. Sarà controfallo con Sanna pronto a battere in zona difensiva. Varela, Alves, ancora Sanna. Prova l'1 contro 1. Recupera la Capitolina con Becchi che cerca più, non lo trova, poi c'è un fallo di mano. Calcio di punizione in favore della Capitolina Marconi, battuto da Ugherani, secondo fallo fischiato contro Orte. Per Chiari, intanto viene messo giù da Chilelli, già ammonito, rischia tantissimo Chilelli, in ritardo ancora, deve infatti uscire e lasciare spazio al Santos per non rischiare ulteriormente impatto non positivo di Chilelli sul match. Rientra Costi intanto per la Capitolina Marconi, terzo fallo, Orte. Costi, rincorsa lunghissima del numero 10, vediamo se andrà direttamente in porta, va al tiro, sarà rimessa per la Capitolina con l'ultimo tocco forse di Alves, chiede a Pio di essere corretto,
ma fatto sta che la rimessa è per i padroni di casa proprio Pio. Prova la conclusione di facile lettura però per Weber, che si distende sulla propria sinistra e blocca la sfera. Varela, Sanna, Alves, poi Santos prova ad accentrarsi, serve dall'altra parte Sanna. Era un'ottima chance per Orte con il capitano degli ospiti solissimo sull'out di destra, impreciso però il passaggio in sua direzione. Cerchiari intanto stoppa un ottimo pallone attaccato da Sanna, deve girarsi, serve all'indietro Ugherani, ancora Sanna, buona iniziativa della Capitolina. Pio, Ugherani rischia in fase di impostazione, c'è forse il fallo di mano, non secondo l'arbitro, può ripartire Costi, sbaglia il dribbling, allora Sanna ha un po' di spazio, serve da quest'altra parte la corrente Alves, la copertura di Ugherani impedisce alla sfera di giungere sul secondo palo. Sanna, doppio passo di Varela, prova a girarsi Santos, libera bene la difesa di casa. Allora Alves, Santos prova con il gioco di suola, ancora Santos sul primo palo, brividi per la Capitolina, palla fuori però abbastanza nettamente. Costi, Pio, ancora Costi, cerca il filtrante, non lo trova, allora si gira bene Sanna sul secondo palo, la spizzata decisiva di Costi manda la sfera in fallo laterale. Occhio a Varela, all'indietro Alves, c'è Santos, da quest'altra parte anche Sanna servito, prova il face to face con Pio, non lo trova, allora Santos preferisce scaricare all'indietro addirittura da Weber, poi Alves, la conclusione, nessun pericolo da segnalare, c'è il primo time out del match richiesto in panchina da Budoni e Petrucci. Si riprende a giocare con la rimessa effettuata, intanto attenzione a Rossi dall'altra parte, Alves il destro murato dall'ottimo intervento di Becchi, poi palla ancora in mezzo, in verticale la possibilità per Russo, il neo entrato al numero 3 insieme ad Andreucci, non trova però la sfera e allora rimessa per Orte. Buona la copertura di Russo in avanti, ha subito anche un colpo forse Varela, tutto regolare comunque secondo il direttore di gara, ha colpito evidentemente il pallone il numero 3, rimessa per gli ospiti. Santos, Weber, avanza il numero 1 dell'Orte, poi Rossi contrastato dal Alfonso, se ne va bene, Rossi in mezzo, ha provato il tiro, era però uscita la sfera vista dal direttore di gara proprio in prossimità della linea del fallo laterale concesso alla squadra di casa. Russo, 1 contro 1, Russo si porta la palla sul sinistro, lo prova, non c'è deviazione, sfera sul fondo, buona per Weber, lancio lunghissimo in avanti, la chiama Valentini e poi indica anche il numero 3 per lo schema Becchi. Il controllo difficoltoso di Russo, regala la sfera agli avversari con Weber nel cerchio centrale del campo, vediamo cosa decide di fare Weber. Ancora Weber, le urla di Budoni, poi Alves in profondità, in mezzo il tentativo verso Rossi da parte di Varela, si salva ancora la Capitolina con la palla adesso per Weber. Alves, ancora Weber nella metà campo della Capitolina, prova la conclusione in porta, deviata, sarà calcio d'angolo, buon tentativo da parte di Weber, palla deviata e che finisce fuori, c'è un po' di spazio in mezzo, intanto il calcio d'angolo battuto da Varela, rimessa Orte, all'indietro per Weber, avanza Weber, vediamo se proverà ancora la conclusione il numero 1, ci pensa, la effettua, deviata probabilmente proprio da un compagno che è Rossi, effettuata la rimessa, Russo, c'è un po' di spazio dall'altra parte per Becchi, 1 contro 1 Becchi, Russo si incarta il numero 3, mantiene ancora la palla,
in possesso, poi sbaglia definitivamente, regala la rimessa laterale all'Orte. Occasione gettata agli ortiche per la Capitolina Marconi. Santos attaccato ferocemente da Becchi alle spalle, scarica all'indietro dove c'è Alves, 1 contro 1, intanto bellissimo di Varela in mezzo sul secondo palo, non ci arriva Santos. Occasionissima per l'Orte, gran numero di Rossi sull'out di destra, non è riuscito però Santos ad agganciare in mezzo all'area, completamente solo sul secondo palo. Intanto il tentativo intercettato, c'è Varela completamente solo davanti a Valentini che si distende con un miracolo in calcio d'angolo. Paratissima del numero 12. Sanna, battuto corto per Santos, poi Alves dall'altra parte, 1 contro 1 di Rossi, di fronte a sé Becchi, Santos. Bene, la Capitolina Marconi in difesa riesce anche a ripartire in contropiede con Russo, dall'altra parte non trova il suggerimento per il solissimo Becchi. Ancora una volta un errore di Russo che avrebbe potuto mettere in mezzo. Partita bellissima al Palatoliv. Russo per Becchi in destro e il gol sul secondo palo. Incredibile il vantaggio di Andreucci al minuto 11. La Capitolina Marconi passa in vantaggio 1-0 al Palatoliv. Vantaggio Capitolina dunque all'11° minuto del primo tempo, dopo il dominio dell'Orte. Intanto attenzione ancora il contropiede con Cerchiari, possibilità, si porta la palla sul sinistro, buona la lettura difensiva di Alves. Ma che rischio ancora una volta per l'Orte, può approfittare del momento positivo la Capitolina Marconi in vantaggio. Valentini, Pio controlla bene questo pallone, prova a saltare Sanna che invece copre ottimamente l'uscita dei Weber. 1-0 dunque per la squadra di Beccaccioli che ha saputo soffrire, ha rischiato di andare sotto. Grandissima parata di Valentini e poi gol sbagliato, gol subito, ci ha pensato Andreucci. Costi perde un po' di lucidità Orte. Alla fine la rimessa è per la Capitolina Marconi, ottimo lavoro di Costi. Lancio lunghissimo in avanti, palla buona per Pio che mette giù Pio. All'indietro Cerchiari, ancora Pio davanti a Weber, Pio in mezzo. Non ci arriva Ugherani, che occasione per la Capitolina. Gara che si è accesa ancora di più dopo il gol del vantaggio di Andreucci all'11°. Alves prova a reagire l'Orte. Dall'altra parte 1 contro 1 di Rossi, anzi è Varela. Poi Sanna non ha spazio, deve ricominciare dalle parti di Alves. Ancora Sanna, fronteggiato da Ugherani, la verticale per Santos, ancora Sanna, il palo incredibile, poi le contropiede, Cerchiari, 1 contro 1, Cerchiari col sinistro, palo clamoroso davvero di Sanna. Fortunata la Capitolina Marconi in questo caso. Partita spettacolare al Palatoliv, tantissimi ribaltamenti di fronte. Costi all'indietro, Pio, Ugherani, Costi in verticale Cerchiari, 1 contro 1 con Varela, prova a trovare Pio e ci riesce. Rientra nel frattempo Chilelli al posto di Santos. Battuta la rimessa per Pio, poi Cerchiari, ancora face to face con Varela, vuole ricominciare da Costi. Ugherani, ancora Costi, non ha fretta la Capitolina Marconi, vuole ragionarci su, prova il numero Costi ai danni di Sanna, ancora Costi. Alla fine il rimpallo lo sfavorisce, sarà rimessa in favore
rimessa laterale per l'Orte con Sanna che serve da questa parte Alves, poi Rossi. 1 contro 1 di Alves contro Pio. Palla nella zona di Rossi, ancora Alves, vediamo se si accentrerà, preferisce andare dalle parti di Sanna, si accentra invece Sanna. Buono il numero, Sanna con la punta, il salvataggio in scivolata di Ugherani. Grande giocata del numero 8 di casa. Costi con ordine prova a difendersi la Capitolina, intanto Rossi è lui l'ultimo a toccare nel contrasto con Cerchiari. Pallonetto in direzione di Becchi che prova il destro di prima intenzione, non era facile però addomesticare questo pallone, addirittura cercare la conclusione di prima intenzione. È andato comunque vicino al bersaglio del numero 23 Weber, intanto il lancio lunghissimo, Becchi copre bene, chiede il fallo Sanna che si rialza soltanto in questo momento. Sfera che finisce in fallo laterale, buona per Alfonso, il neo entrato al posto di Pio, stanchissimo il numero 2, rifiata un momento. Costi, il lancio lunghissimo in avanti, Ugherani viene fermato da Alves, poi Weber, il lancio teso in avanti, il colpo di testa addirittura di Valentini. Attenzione ad Alves, Chilelli neo entrato, cerca Sanna che va col destro, murato ancora una volta il numero 29 Weber nella metà campo della Capitolina, ancora Weber, vediamo se prova la conclusione, ci pensa e la effettua, ancora una volta però imprecisa da parte del numero 1. Esce Costi, rientra Andreucci, il man of the match in questo momento. Russo intanto viene fermato, anzi no, è buona la sua azione, ancora Russo, palla al lato, rischia l'Orte. Weber pensa al lancio lungo, poi serve corto Sanna, il tocco per Alves, Chilelli si abbassa e riceve il colpo di tacco ottimo a liberare Sanna sul secondo palo, è solissimo Rossi, prova a scartare Valentini che non si fa superare, grande azione ancora dell'Orte, rischia la Capitolina, Chilelli cerca il suggerimento, viene inizialmente murato, poi Russo, anticipo perentorio, grande intervento del numero 3, gli applausi della tribuna con Beccaccioli in maglia bianca, si scorge in tribuna a seguire ovviamente i suoi, anche se squalificato. Intanto il lancio per Andreucci, la Capitolina prova a pungere, lo fa bene in contropiede, intanto Becchi sbaglia l'anticipo su Chilelli che va col fisico, bravo Becchi però a uscire bene da una situazione difficilissima. Sanna, deve reagire l'Orte, la Capitolina si difende con ordine ma rischia sulle folate offensive della squadra in maglia bianca. Attenzione a Chilelli, prova col fisico, poi Sanna, buono il suggerimento per Russo, ancora Sanna che non riesce però ad agganciare questa sfera, Russo si addormenta, palla buona per Andreucci, in azione di sfondamento, serve bene Alfonso, ancora Andreucci davanti a Weber, esce bene il portiere in completa tenuta blu. Cinque al termine del primo tempo, 1-0 Capitolina Marconi con il gol all'11° di Andreucci. Alfonso prova la conclusione, deviato, calcio d'angolo, prova a respirare la Capitolina in questo frangente. Calcio d'angolo, pallonetto sul secondo palo, la conclusione di controbalzo da parte di Becchi, palla fuori di pochissimo, contropiede Orte, ancora Becchi, intervento perentorio
Azione ancora viva, Alves si accentra, dall'altra parte la conclusione di Chilelli, la parata facile da parte di Valentini, lancio buono per Russo, si accentra Russo, ancora Russo, un po' di spazio, viene murato, poi Alves lascia a Weber, è rimasto a terra Sanna, si rialza in questo momento il numero 29 della squadra ospite, Santos intanto in azione di sfondamento, viene messo giù, calcio di punizione giusto per Lorte, buona azione di Santos, rientra Costi, è uscito Becchi, calcio di punizione interessante in zona tre quarti campo. Dentro di nuovo intanto anche Cerchiari. Sul pallone Alves, Varela si allontana in questo momento, c'è anche Chilelli in zona, andrà con ogni probabilità invece Santos, rincorsa lunghissima del numero 9. Ecco Santos che va al passaggio, ancora Santos, Weber, 4:30 al termine del primo tempo, Capitolina Marconi in vantaggio, Chilelli, ancora Weber, sbaglia l'apertura nella direzione di Santos, controlla l'uscita della sfera Cerchiari, Ugherani chiama invece lo schema, Pio, dall'altra parte Costi, ancora Pio, la verticale per Cerchiari, un po' rischioso ma efficace il suo suggerimento dalle parti di Costi, Ugherani prova il sombrero, non lo trova, trova invece l'uscita pronta di Weber, Alves, possibilità per Varela, il no look per Santos che cerca la conclusione, calcio d'angolo per Lorte, ma ancora una volta time out, questa volta richiesto da Di Vittorio. Sta per riprendere la gara dopo il time out richiesto da Di Vittorio, calcio d'angolo per Lorte, il destro di Santos cercato, contropiede Capitolina, 2 contro 1, se ne va Ugherani, dall'altra parte il suggerimento per Cerchiari, occasione buttata al vento da parte del numero 8 che forse aveva subito anche il fallo, non secondo il direttore di gara. Alves, si riprova Lorte, meno di 4 minuti al termine, Alves. Prova il suggerimento Varela in mezzo, Costi non si fa sorprendere, guadagna però Varela la rimessa in gioco. Varela in orizzontale, c'è un po' di spazio per Rossi, il destro in 2 tempi Valentini, poi lancio lunghissimo del portiere di casa per Cerchiari, non trova il contatto con la sfera il numero 4, possibilità dunque ancora per Lorte che se ne va con Varela. All'indietro per Alves, poi Rossi, ancora Alves, Pollasuola lascia all'indietro per Varela, è uscito Sanna, dunque Varela, Alves prova lo scambio con Santos, si accentra Santos, scarica poi ancora dalle parti di Varela, il destro, si deve allungare Valentini, calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, c'è un po' di spazio per Rossi, intanto Weber, vediamo cosa decide di fare il numero 1 ospite, ancora Weber, Alves, l'anticipo di Pio che prova addirittura la conclusione, c'è però Weber che supera ancora una volta la metà campo, Weber pensa alla conclusione, poi serve Varela, rientra nel frattempo Weber tra i pali, commette fallo Varela, calcio di punizione in zona difensiva per la Capitolina Marconi. Pio in orizzontale Costi,
cerca il lancio lungo, trova Cerchiari, riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco e guadagna anche un ottimo fallo laterale che fa guadagnare metri e fa anche respirare la sua squadra. Intanto il destro di Pio, dopo il fallo laterale di Ugherani, calcio d'angolo, gran parata di Weber. Risponde colpo su colpo la Capitolina Marconi, 2:20 al duplice fischio. Intanto la copertura di Alves rabbiosa, rischia di fare anche male ai compagni in panchina. Ugherani, uno sguardo in mezzo, va sul secondo palo, impreciso però il suggerimento per Cerchiari. Possibilità ancora per l'Orte. Varela, si copre bene la Capitolina, Alves fatica a trovare spazi l'Orte in questo frangente dopo un ottimo avvio. Intanto con la sola serve Weber, lancio teso in avanti, la tocca Santos, si dispera il numero 9 solissimo davanti a Valentini, copertura errata di Becchi. Lancio intanto in avanti, non riesce a controllare Alfonso, rimessa per Rossi. Alves avanza a testa alta, Alves cerca la verticale per Santos, Santos 1 contro 1, poi il destro di Rossi, murato da Alfonso. Ancora l'Orte con Alves, murato da Ugherani, partita difensiva perfetta del numero 8. Intanto Weber col destro, vicinissimo all'incrocio dei pali, poi lancio a palombella in avanti, buona la copertura di Alves, la rimessa però è della Capitolina. Russo, cerca con il filtrante di servire Becchi. Russo voleva la distanza, Becchi si deve allontanare. Alves, ancora rimessa per la Capitolina con il Russo, uno sguardo in mezzo, rimessa battuta male dal numero 3, recupera bene Alfonso. Intanto Becchi, rischia tantissimo la Capitolina con l'intervento risolutore di Valentini, contropiede di Rossi. Un po' di sufficienza qui per i padroni di casa, che hanno rischiato di far presentare Rossi tutto solo davanti a Valentini. Weber, ennesimo pallone giocato dal portiere ospite. Santos, ancora Weber, finta la conclusione, poi ancora Santos. Alfonso, caricato anche da Valentini. Calcio d'angolo per l'Orte, si fa vedere Rossi in mezzo, palla invece per Santos. Weber nel cerchio centrale del campo, il numero 1 ospite, senza pressione, finta la conclusione, ancora lo scarico per Alves, gli restituisce il pallone, ancora Alves, il destro, si salva come può Valentini, poi Russo prova ad alleggerire la pressione, la Capitolina, possibilità per Alfonso, 1 contro 1, Alfonso, Weber con le mani, ancora palla buona, Alfonso, il tiro, è un gol bellissimo, incredibile di Alfonso, a 42 secondi dal termine, va ad abbracciare Beccaccioli e il 2-0 della Capitolina Marconi, secondo gol stagionale per Alfonso, incredibile al Palatulib. Colpita ancora una volta a freddo l'Orte, troppo leggera dietro. La Capitolina ne approfitta, grandissima giocata di Alfonso. Alves, 33 secondi al termine di questo primo tempo, 2-0 Capitolina. Attenzione alla verticale di Varela. Weber, 19 secondi, scorre il cronometro ovviamente in favore della Capitolina Marconi. Weber va alla conclusione in porta, deviata da Santos, palla ancora buona per Varela. Ancora una volta il muro composto da Russo e Alfonso. Alves,
7 secondi al termine, si deve sbrigare Lorte. La verticale di Chilelli intercettata da Andreucci. Meno di 5 secondi al termine, Weber si deve sbrigare, va alla conclusione in porta. La alza in angolo, incredibile. A meno di un minuto dal termine, di un secondo anzi dal termine. Prova in mezzo Santos, arriva la sirena, il primo tempo finisce qui con il vantaggio della Capitolina Marconi 2-0 sull'Orte, gol di Andreucci e Alfonso. È ricominciata la partita con il secondo tempo, primo pallone per l'Orte. Si riparte dal 2-0 del primo tempo con i gol di Andreucci e Alfonso, riparte intanto Costi, 1 contro 1, dall'altra parte Cerchiari, ancora Costi, però la conclusione deviata e murata. Secondo tempo che si prospetta vibrante con l'Orte sotto di 2 reti contro la Capitolina. Grande partita dei ragazzi di Beccaccioli, fino a questo momento hanno rischiato nella prima parte del primo tempo, ma poi sono usciti fuori alla distanza e stanno meritando la vittoria. Intanto Weber, il destro, la parata da parte di Valentini, sfera che se ne va in fallo laterale. Alves, poi Chilelli, prova a girarsi Chilelli, ancora con il mancino murato da Ugherani, il destro ancora una volta Cerchiari, il tunnel ai danni di Rossi, poi Costi cerca il lob, dall'altra parte buono Cerchiari, prova a mettere in mezzo, riesce a mantenere la sfera all'interno del rettangolo di gioco. Varela, gran numero di Varela che si presenta tutto solo dalle parti di Valentini, lo scambio con Rossi, riapre la partita l'Orte al primo minuto di gioco nella ripresa, 2-1. Deve dunque riprendersi la Capitolina Marconi, inizio di secondo tempo non certo favorevole alla squadra di Beccaccioli, la riaperta Varela, grandissima azione, 8º gol stagionale per il numero 7. È entrata con un altro piglio in campo la squadra di Vittorio, ci prova ancora Varela. Battuta intanto la rimessa, Costi cerca in profondità, Cerchiari lo trova con una deviazione, ancora Cerchiari, serve la corrente Ugherani, dall'altra parte non trova compagni il numero 8. Varela, Chilelli, la pressione dell'Orte che vuole il pareggio dopo aver trovato il 2-1. Costi ancora in vantaggio, però la Capitolina che deve svegliarsi dopo un inizio di secondo tempo come detto non favorevole. Intanto Weber direttamente dalla distanza va a trovare il pareggio, lo stavamo dicendo prima, la Capitolina Marconi non è entrata in campo come nel primo tempo. 2-2. Ristabilita dunque la parità nel giro di 2 minuti. Intanto la verticale per Cerchiari, c'è il fallo ai danni del numero 4, poi un gesto di stizza con Rossi. Calcio di punizione comunque da ottima posizione. Gara vibrante, la Capitolina però ha sciupato
il doppio vantaggio conquistato a fatica nel primo tempo. 2-2, tutto da rifare per la squadra di Beccaccioli. Costi sul pallone, terzo minuto del secondo tempo. Parte il numero 10, prova corto per Becchi, il miracolo di Weber proprio sotto misura. Alves, Rossi, ancora Alves, gara vibrante come nella prima frazione. Santos prova ad appoggiarsi con il fisico, poi scarica per Alves, 1 contro 1, Varela, si gira Santos, fallo in attacco del numero 9, punizione capitolina, non ci crede Santos, mani nei capelli. C'è intanto un richiamo da parte del direttore di gara. È stato forse ammonito Io. Vediamo cosa decide il direttore di gara. Non si gioca più ancora. Battuto il calcio di punizione, dunque non si è capito il motivo dell'interruzione da parte dei due direttori di gara. Riparte Lorte che vuole trovare anche il gol del vantaggio dopo aver pareggiato una partita sotto di 2-0. Santos guadagna il fallo laterale, stordita la capitolina Marconi in questo inizio di ripresa. Weber, il suo destro ha portato al pareggio, intanto in mezzo Santos prova a trovare un compagno, intanto attenzione al Russo, l'uscita di Weber sicura con i piedi, supera la metà campo, ancora il numero 1 pressato da Russo, ancora Weber, la porta è sguarnita, la rimessa però è a favore dell'Orte. Sul secondo palo intanto Alfonso si trova in una situazione difficile, poi non trova il suggerimento per Becchi. Russo, Weber può ripartire dalle retrovie, Lorte, il giro palla con Rossi, il cross in mezzo, si avventa sulla sfera Varela che tenta di servire con il petto Santos, ancora rimessa in zona difensiva però questa volta per Lorte, le urla di Budoni. Weber, battuta alla rimessa per Lorte, chiama lo schema in verticale, il tentativo errato, ancora Becchi, un po' di spazio, poi copertura risolutiva, attenzione a Varela, la possibilità per l'1 contro 1 in area di rigore, mette a sedere un avversario, poi il destro da parte di Alves, la ribalta Lorte, 3-2 per la squadra in maglia bianca al quinto minuto della ripresa. Incredibile quanto sta accadendo al Palatulib in 5 minuti nella ripresa. La Capitolina ha ribaltato, ha dilapidato anzi il vantaggio conquistato nel primo tempo per 2-0. Rimane a terra intanto Russo, non c'è stato il fallo secondo il direttore di gara. Non ha fischiato il calcio di punizione il direttore di gara, sarà semplice rimessa dal fondo.
Weber con le mani dal fondo, gara che si sta accendendo anche in termini di nervosismo. Intanto la possibilità è rimasto a terra nel frattempo dicevamo Valentini. Varela va a sincerarsi delle condizioni dell'estremo difensore della Capitolina Marconi, rimessa però per gli ospiti. Parisi, il neo entrato per l'Orte, riesce a vincere un rimpallo. Lancio lungo dalle parti di Valentini che blocca con le mani sicuro. Prova a reagire la Capitolina. Possibilità per Andreucci, spara in tribuna Parisi. Incredibile. Dicevamo la rimonta dell'Orte che nel giro di 5 minuti è riuscita a ribaltare totalmente il punteggio. Con i gol, dicevamo, di Varela. Intanto la verticale tenta Varela, Weber e ovviamente l'ultimo in successione da parte di Alves. 2-3 per il momento. Capitolina che ancora non è riuscita a portarsi dalle parti dell'estremo difensore in maglia blu. Ugherani prova il numero 8 ad avanzare, trova una verticale interessante per cerchiare Weber, in 2 tempi passò la sfera. Weber, lancio lunghissimo, sparacchia via il pallone. Prova a salire il baricentro della Capitolina Marconi. Ugherani si accentra con il mancino, poi serve all'interno Cerchiari. Becchi, pallonetto ancora dall'altra parte, Cerchiari solo davanti a Weber, Cerchiari spedisce fuori, occasionissima per la Capitolina. C'è stata però una deviazione, calcio d'angolo, ancora in mezzo, deviazione che impedisce a Cerchiari di arrivare sul pallone. È ancora viva la Capitolina, nonostante la mazzata della rimonta, prova il destro, Costi, non c'è deviazione, sarà rimessa dal fondo. Gestisce la sfera adesso l'Orte, forte del vantaggio per 3-2, è rientrato Chilelli. Weber, palla lunghissima dalle parti di Rossi che non riesce a controllare un pallone ancora una volta complicato. Rossi, intanto attenzione a Costi che mette in mezzo Cerchiari l'1-2, Weber, lancio in avanti di Weber completamente sbagliato. Chiama lo schema Costi. Ugherani, ancora per Costi, tenta la verticale, non trova nessun compagno, pronto a ricevere il numero 10. Rimessa giocata lì dietro per Weber, trova un compagno, poi Rossi dal fondo, non trova la deviazione decisiva. Ugherani vince un rimpallo, prova ad avanzare Ugherani, il tocco in profondità, è stato forse un fallo ai danni di Ugherani, così è, calcio di punizione, ammonizione per Rossi, è rimasto a terra Ugherani.
sul pallone Cerchiari e Costi, andrà probabilmente il numero 10 alla battuta. Il filtrante non trova però l'inserimento di Becchi, contropiede Orte, non riesce a controllare neanche Varela dall'altra parte, allora Alves con la suola per Weber, ancora palla lunga, Becchi, intervento decisivo con la testa. Battuta corta la rimessa, vince un paio di rimpalli, poi ha subito un colpo Becchi da parte di Parisi, calcio di punizione per la Capitolina Marconi. Palla a 2, Ugherani restituisce sportivamente la sfera alla squadra ospite, che può ricominciare la propria azione dalle retrovie con Weber. Alves, lo scambio con Chilelli, ancora Alves, si fa vedere Weber nelle cerchie del centrocampo, un po' di spazio per Parisi, ancora il cross in mezzo per Chilelli, sfera che rimane pericolosamente in area e se ne va poi tra le braccia di Valentini. Costi trova Ugherani in mezzo al campo, ancora Costi, Ugherani allarga per Cerchiari, ancora in orizzontale per il numero 8, il verticale un po' rischioso, può salire Alves, la conclusione rimpallata ancora Alves, fortunato nel rimbalzo, poi Chilelli con la suola, Pio riesce nella copertura a disturbare il tentativo col mancino di Parisi, sarà semplice rimessa dal fondo. Valentini, Costi, fase cruciale del match, 9 minuto del secondo tempo, 3-2 per l'Orte, qui al Palatoliv in rimonta. La squadra ospite è riuscita, dopo essere stata sotto per 2-0 nella prima frazione, a ribaltare completamente il punteggio. Pio nel frattempo per la Capitolina Marconi, Cerchiari si fa vedere in profondità, in mezzo non riesce a provare Ugherani per la copertura ottima di Alves, uno tra i migliori in campo per quanto riguarda l'Orte. Pio dalla battuta del fallo laterale, Costi, ancora Pio, prova il destro, Weber in due tempi, fa sulla sfera, palla lunghissima alla ricerca di Chilelli, non controlla il numero 19, partita sicuramente non felice fino a questo momento la sua, tanti errori, anche un giallo ai suoi danni. Pio, Ugherani, filtrante per Pio, trova Cerchiari, all'indietro per Costi, prova il numero Costi, col sinistro, per poco non trova la deviazione decisiva di Cerchiari, non era comunque semplice girare verso lo specchio della porta questo pallone a mezza altezza. Entra intanto Andreucci, autore del momentaneo vantaggio nel primo tempo con l'1-0 sull'assist di Becchi con il tiro cross del numero 23, incocciato alla perfezione dal giocatore della Capitolina. Pallonetto intanto dall'altra parte, Rossi non riesce a mantenere la sfera all'interno del campo, sarà dunque rimessa ancora una volta, battuta facilmente dalle parti di Costi, si difende adesso nella propria metà campo, aspetta ovviamente forte del vantaggio del cronometro che continua a scorrere l'Orte. 10 e 35 secondi al termine del match. Costi supera la linea centrale del campo, poi Alfonso, il neoentrato, ancora Costi, il filtrante non trova però Alfonso, sarà rimessa in gioco per l'Orte che respira. Weber, lancio lunghissimo in avanti, esce con le mani Valentini proprio al limite dell'area di rigore, comunque all'interno
della delimitazione in colore blu. Alves si fa vedere e riceve Rossi da quest'altra parte, poi Varela con calma. Alves si gira, Santos attaccato e fronteggiato da Andreucci, scarica all'indietro dalle parti di Weber. Weber ha tutta la libertà del mondo per tentare qualcosa, trova dall'altra parte Alves, la deve alzare in angolo Valentini, occasionissima ancora per l'Orte, calcio d'angolo, arriva il destro di Santos rimpallato, ancora Santos, buon gioco di gambe, la copertura di Becchi, rischia la Capitolina ma regge ancora la porta di Valentini. Dopo il 3-2 la chiama proprio quest'ultimo. Filtrante intanto in avanti alla ricerca di Becchi, contropiede della Orte, grande lettura difensiva di Alfonso. Weber, 9 minuti al termine, è cominciato l'ultimo quarto di gara. Weber ancora una volta in verticale, esce Costi, rientra Ugherani. Ugherani riceve palla ancora una volta il numero 8, poi serve Andreucci, anzi è Russo, che guadagna un buon fallo laterale proprio sotto la tribuna del Palatuliv. Sempre 3-2 per l'Orte. Andrà Ugherani alla battuta, si fa vedere Russo, ancora Ugherani in orizzontale per Alfonso, all'indietro Russo, Ugherani, buono il pallonetto, Russo al volo, si coordina, non era facile con il piede debole, non è riuscito ad incocciare al meglio la sfera. Intanto controllo splendido di Varela che prova l'1 contro 1, Varela si accentra, poi serve Santos che non riesce a ridargli la sfera. Che giocata di Varela! Rimessa battuta all'indietro con Alves, autore del 3-2. Weber alza la testa il portiere, poi il lancio lungo per Santos, controllo forse con il braccio, ma era già uscita la sfera, difficilissima da controllare. Alfonso, Ugherani, Russo, ancora Alfonso, Ugherani, buono lo scambio con Alfonso che non riesce a battere a rete, allora contropiede dell'Orte, ma che scivolata di Russo che disinnesca il pericolo e guadagna anche la rimessa laterale. Time out richiesto dai ragazzi di Beccaccioli. Rimessa battuta, prova a reagire la Capitolina al 3-2 dell'Orte con il portiere in movimento, in questo caso Becchi. Costi rischia tantissimo, poi Becchi attaccato ferocemente da Santos, non c'è fallo sul numero 23, anzi sì, sarà calcio di punizione proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Alza le mani in segno di innocenza Santos, ma il fallo è sembrato evidente, una spinta. Rimane a terra Becchi. Alves può ricominciare, non c'è stato il fallo agli anni di Becchi. Cerchiari contrastato efficacemente da Rossi,
esce un'altra volta Valentini, sarà ancora portiere di movimento per la Capitolina Marconi con Becchi che ha già fatto il suo ingresso all'interno del rettangolo di gioco e riceve in questo istante Cerchiari, Becchi, Costi, il possesso della Capitolina che prova a cercare lo spiraglio giusto che potrebbe valere il pareggio. Filtrante per Cerchiari, ancora Costi, ultimo uomo, Ugherani, prova il filtrante dall'altra parte, solissimo, Cerchiari in area di rigore che spara alto, occasione ancora per il pareggio della Capitolina Marconi, incredibile l'errore di Cerchiari, errore che potrebbe costare caro alla Capitolina, sotto sempre di un gol, prova il colpo di tacco Varela. Battuto con le mani da Becchi, intanto attenzione, sbaglia la Capitolina, ne approfitta Varela, errore clamoroso dei gialloneri, Varela ne approfitta per siglare il 4-2, nonché il suo nono gol stagionale. (4-2) dunque per l'Orte, errore grossolano in fase di impostazione da parte della Capitolina Marconi, tutto solo a porta sguarnita, Varela non poteva proprio sbagliare. Adesso si fa durissima per la Capitolina Marconi a caccia di un episodio che potrebbe riaprire il match. Costi, Ugherani prova a muovere la sfera, sbaglia il controllo Alfonso, adesso è difficile anche dal punto di vista psicologico, prova il lancio in avanti a metà tra un tiro e un cross, ha battuto Becchi che si fionda subito in avanti, ancora una volta l'errore, questa volta però c'è il fallo su Costi, ha rischiato tantissimo. Ancora una volta la Capitolina Marconi, intanto Alfonso trova un varco per Becchi, Becchi davanti a Weber, palla che rimane lì, miracolo di Weber e poi sbroglia la situazione la difesa ospite. Costi, non c'è la palla che esce, pallaccio su Cerchiari, calcio di punizione. Quinto fallo fischiato contro l'Orte che adesso rischia di regalare il tiro libero. Mancano ancora 6 minuti, manca tantissimo. È tutto ancora in gioco per la Capitolina. Tutto è ancora possibile. Costi. Al prossimo fallo sarà dunque tiro libero per la Capitolina Marconi. Ugherani, Becchi, un po' di spazio per cercare, ancora Becchi. Evviva la Capitolina e prova costantemente a cercare il gol del 4-3 per riaprire questo finale di gara. Alfonso intanto viene anticipato sul più bello da Alves, rimessa laterale proprio sotto Beccaccioli in tribuna, squalificato. Costi, Becchi, ancora Costi, il possesso della Capitolina nella metà campo dell'Orte, non riesce però a trovare il varco giusto. Becchi, Costi, c'è un po' di spazio per Ugherani dall'altra parte, non lo vede Costi, rischia il numero 10 sulla pressione di Chilelli, deve muovere bene la sfera, si complica un po' la vita Costi in area di rigore, poi la risolve bene, trova Ugherani solo dall'altra parte. Ugherani ha un po' di spazio, prova il sinistro, miracolo di Weber, poi Becchi, palo, incredibile l'occasione ancora una volta per la Capitolina, è rimasto a terra Weber. Mamma mia, cosa ha sbagliato Ugherani, un rigore in movimento, grande giocata di Costi
che ha liberato Ugherani tutto solo davanti a Weber. Si ricomincia dopo l'infortunio corso a Weber, si gira Santos. Cerchiari prova ad andare in pressione, Weber, lancio lungo, trova il colpo di testa, poi il tap in di Rossi, grandissima parata di Valentini. Ha rischiato grosso la Capitolina. 4:20 al termine, sempre 4-2 per gli ospiti. Becchi trova Cerchiari, ancora in mezzo Becchi, la riapre la Capitolina Marconi a 4 minuti dal termine, il gol di Becchi è 4-3 al Palatoliv. Si ricomincia dunque dal 4-3 per l'Orte, la riaperta Becchi, attenzione a Varela col destro altissimo a disposizione della Capitolina Marconi, ci sono 4 minuti per tentare il pareggio al termine di una gara davvero spettacolare, folle, con i padroni di casa 2 volte in vantaggio, rimontati. Attenzione intanto alla verticale, Weber esce bene con i piedi, attenzione ad Alves, va alla conclusione diretta in porta con i piedi, la respinta di Valentini. Come detto, dopo il 2-0 nel primo tempo, l'Orte ha ribaltato completamente la situazione, riuscendo addirittura a porsi sul 4-2 nei confronti della Capitolina Marconi. Pochi secondi fa, la riaperta però Daniele Becchi. Occhio all'Orte che vuole richiudere un match che sembrava in pugno, anche se la Capitolina aveva dimostrato con un paio di occasioni sbagliate da Cerchiari di essere ancora in partita. Costi, pressato da Rossi, Ugherani deve liberarsi in fretta del pallone ma lo regala alla squadra ospite. Weber, squadre anche stanche a 3 minuti dalla fine, è anche normale. Varela intanto riesce a liberarsi del pallone, anche ad andare in avanti 1 contro 1, Varela in mezzo, è lui l'ultimo a toccare, poca lucidità per il numero 7. Becchi, fase intensa del match, ancora Becchi in avanti per Alfonso all'indietro questa volta per Costi, si sistema lo scarpino Becchi, può riprendere a correre Costi, Ugherani, ancora Costi, vuole il 4-4, vuole il pareggio la Capitolina, lo meriterebbe anche per quanto visto in campo. Becchi all'indietro, Ugherani ancora per Costi, Ugherani, Alfonso, tutta chiusa a riccio, l'Orte, attenzione al contropiede, Ugherani ferma tutto, riesce a mantenere la sfera in campo, Cerchiari all'indietro, Becchi sbaglia la rifinitura per Alfonso, grande occasione buttata alle ortiche, ha sbagliato l'ultimo passaggio Becchi. 2:20 sul cronometro al termine di una gara intensissima che però sta conducendo l'Orte. Lancio lungo, Santos non può arrivarci, ancora chance per il pareggio della Capitolina. Cerchiari in orizzontale, Costi con lucidità con l'esterno in avanti, Ugherani, un po' di spazio per Alfonso, prova Becchi, Costi in orizzontale, Becchi, un po' di spazio al sinistro, Murato, ancora occasione, rimane a terra Rossi, forse
Accusa Rossi Becchi di perdere tempo, di fingere l'infortunio in un momento delicato della partita. Cerca anche di spezzare forse il ritmo. Proteste ovviamente della panchina ospite che non ci sta. Anche Sanna va a discutere con il direttore di gara, vistosamente zoppicante dopo l'infortunio subito nel primo tempo. Punizione comunque, anzi rimessa laterale in favore della Capitolina. Becchi sul pallone, 2 minuti al termine. Costi. Becchi non trova il filtrante per Alfonso, ma ancora possesso Capitolina. Rimessa già battuta. Ugherani in orizzontale, Becchi in mezzo Cerchiari, poi Alfonso, anzi Ugherani non riesce ad arrivare alla conclusione. Ancora però fallo laterale per i padroni di casa. Orte completamente rintanata nella propria metà campo a difesa del 4-3 che sarebbe preziosissimo per gli uomini di Di Vittorio. Ugherani, il pallonetto, esce Weber con le mani, tenta anche il pallonetto dall'altra parte, palla fuori. Becchi deve affrettarsi a tornare, chiama lo schema. Possibilità per Cerchiari. Costi. C'è il fallo e allora sarà tiro libero per la Capitolina. Episodio cruciale del match. Tiro libero, le proteste di Alves con l'arbitro sotto la tribuna. Chilelli va a discutere anche lui con l'altro direttore di gara. Fatto sta che c'è il tiro libero con Becchi, responsabilità pesantissima dopo quello messo a segno nella partita precedente con l'Olympus Roma. Può ripetersi il numero 23, in questo caso portiere di movimento. Proteste del pubblico di fede ovviamente ortana. Fatto sta che Becchi ha la possibilità di pareggiare. Rincorsa lunghissima del numero 23 contro Weber, parte Becchi, la parata di Weber, incredibile, si rimane sul 4-3, rimessa Capitolina, non è riuscito Becchi a trasformare il tiro libero. Calcio d'angolo sul secondo palo, gettato via da Alfonso, respira l'Orte, pressione altissima della Capitolina Marconi. Lancio lungo, palla regalata alla Capitolina con Becchi che la rilancia a sua volta per il colpo di testa di Alfonso. Weber non si fa sorprendere, rilancia a sua volta in avanti, serie di ping pong, colpo di testa in mezzo, libera la difesa della Capitolina con Ugherani, poi Alfonso, non c'è il fallo su di lui, proteste della Capitolina. Alves va ad applaudire il direttore di gara per la decisione, sarà anche rimessa per l'Orte. Gara nervosissima adesso. Alves con la grinta. Weber. Lancio lunghissimo in avanti, in area di rigore. Libera la difesa della Capitolina che guadagna anche la rimessa laterale. È stato Di Rossi l'ultimo tocco in zona difensiva proprio sotto la panchina dei padroni di casa. Alfonso non controlla il pallone servito da Ugherani. Ancora può respirare l'Orte che non ha alcuna intenzione di affrettare i tempi di gioco. Se la prende comoda Alves. Santos chiama il cambio. Chilelli si prende, anzi manda a quel paese il compagno che voleva dargli la sostituzione. Lancio lungo, Chilelli sbaglia, anzi Alves sbaglia del servizio a Chilelli. 42 secondi al termine, fase cruciale. Ugherani riesce a servire Costi, deve affrettarsi la Capitolina sotto pressione. Becchi dall'altra parte in mezzo, Alfonso, il tiro e il gol, il pareggio della Capitolina Marconi a 30 secondi dal termine. Alfonso trova la doppietta, il suo terzo gol stagionale, finale, tutto da vivere al Palatulib. L'esultanza sfrenata di Alfonso ancora una volta verso Beccaccioli, ha meritato il pareggio. Intanto è stato ammonito Alfonso per l'esultanza sfrenata
ancora una volta la ritirata su la Capitolina Marconi, emozionante il match del Palatuliv, 4-4, ma che partita! Ultimi 30 secondi, questa volta il pallone è per l'Orte. Scorre il cronometro. Chilelli, all'indietro Weber. Uno sguardo in avanti, poi il tentativo direttamente sul fondo. 19 secondi alla fine di una gara spettacolare, ancora una volta. Ugherani. La verticale per Alfonso. 12 secondi al termine, a Costi. Forse il pareggio può anche andare bene adesso per come si era messa la partita la Capitolina. All'indietro Santos, poi Weber morbido verso Chilelli con le mani. Valentini rilancia lungo in avanti, arriva la sirena al Palatuliv, finisce 4-4 al termine di una gara spettacolare. Dopo il 2-0 nel primo tempo per i padroni di casa, nella ripresa gli ospiti riescono addirittura a ribaltare la situazione portandosi sul 4-2. Nel finale, nervosissimo e tesissimo, ancora tensione tra i giocatori, finisce 4-4 con i gol di Becchi e Alfonso. Espulso Chilelli per doppia munizione, serie di gialli. Finisce comunque 4-4.